Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il Sussidiario.tv. È mercoledì 13 maggio 2026. Oggi Giorgia Meloni è in aula al Senato per il Premier Time. Fisco, famiglie, casa e conti pubblici al centro del confronto con le opposizioni. Matteo Salvini difende i 1300 cantieri ferroviari aperti e presenta la nuova stazione AB Medio Latium a Frosinone. La Lega porta in aula casa, TAV e scuole paritarie. Donald Trump a Pechino da Xi Jinping. Sul tavolo dazi, terre rare, Taiwan e gli equilibri globali. Tajani e Crosetto riferiscono in Parlamento sullo stretto di Hormuz. Rotte da difendere, ma nessuna avventura militare. E Pete Hegseth smonta l'allarme sulle scorte militari americane. Questi e tutti gli altri aggiornamenti della giornata, restate con noi. Meloni al Senato. Premier Time. Fisco, famiglie e piano casa. Giorgia Meloni oggi al Senato per il Premier Time. Le opposizioni arrivano con il solito copione. Inflazione, carburanti, PNRR, salari, bollette, liste d'attesa. Tutto sul banco degli imputati, naturalmente il governo. La ricetta resta sempre quella. Più spesa, più Stato, più Europa e pochi conti su chi debba pagare il conto. La Premier ha l'occasione per ribaltare il tavolo. Fisco più leggero, famiglie, imprese, piano casa, responsabilità nei conti pubblici. Non si difendono salari e ceto medio con altri bonus a debito, dopo la montagna del super bonus. Si difendono con lavoro, taglio delle tasse, energia sostenibile e case accessibili. Il centrosinistra prova il processo politico. Il centrodestra deve rispondere con i fatti. Cantieri veri. Treni, alta velocità e 1300 opere in corso. Matteo Salvini mette i numeri sul tavolo. Oggi in Italia ci sono 1300 cantieri aperti sulla rete ferroviaria. Vuol dire disagi, ritardi, problemi. Il ministro lo riconosce, chiedendo pazienza ai viaggiatori. Ma l'alternativa quale sarebbe? Chiudere i cantieri, evitare le polemiche di oggi e lasciare domani una rete cadente e decadente. A Frosinone è stato presentato il progetto della nuova stazione AV Medio Latium. Roma potrà essere raggiunta in circa 30 minuti entro il 2033. Un'opera che può cambiare i collegamenti del Basso Lazio e inserirlo nella grande rete nazionale. Il paese non si modernizza con i mugugni da talk show. Si modernizza con cantieri, ferro e opere vere. Salvini rivendica il fare. Gli altri commentano i ritardi. Lega concreta. Casa, TAV, paritarie. La Lega porta in aula 3 dossier che parlano alla vita reale. Casa, TAV e scuole paritarie. Non formule astratte, non manifesti ideologici, ma questioni concrete. Dove abitano gli italiani? Come si collegano i territori? Come si difende la libertà educativa delle famiglie? Nel question time alla Camera, Salvini risponde sulle risorse agli enti locali per le opere compensative della Torino-Lione. Giorgetti affronta l'interrogazione leghista sull'IMU per le scuole paritarie. Sullo sfondo resta il piano casa, uno dei terreni più importanti per famiglie, giovani coppie e ceto medio. C'è chi parla di diritti solo nei convegni e chi prova a renderli possibili nella realtà. Una casa, un treno, una scuola libera. La Lega presidia il concreto. Trump vede Xi, dazi, Taiwan, terre rare. Donald Trump a Pechino da Xi Jinping. Sul tavolo non c'è una pratica diplomatica qualunque, ma una scacchiera globale. Dazi, terre rare, tecnologia, Taiwan, Iran, stretto di Hormuz. È il confronto con il vero rivale strategico dell'Occidente. Trump non è la caricatura raccontata dai giornaloni europei. È il presidente che va al tavolo con Pechino per trattare da potenza, difendere industria, sicurezza e interessi americani. Altro che improvvisazione. L'Europa commenta, predica, si divide e resta spettatrice. Washington tratta sui dossier che contano: materie prime strategiche, rotte commerciali, equilibrio militare.
Trump non subisce il caos globale, prova a governarlo. Linea Hormuz, rotte sì, avventure no. Stretto di Hormuz, libertà di navigazione, energia, sicurezza commerciale. Tajani e Crosetto riferiscono alle commissioni esteri e difesa sulla posizione italiana. La linea è prudente e realista. Difendere le rotte sì, infilarsi in missioni opache no. L'Italia considera un possibile contributo solo davanti a condizioni precise: cessate il fuoco stabile, ambiente permissivo e voto del Parlamento. Nessun automatismo, nessuna cambiale in bianco, nessuna avventura militare decisa altrove e scaricata sugli italiani. Le rotte commerciali e l'energia riguardano direttamente famiglie e imprese. Serve lucidità, non isteria bellicista. Prima l'Italia, prima la sicurezza, prima il Parlamento. Usa senza panico. Hegseth, le munizioni ci sono, allarme esagerato. Pete Hegseth respinge l'allarme sulle scorte militari americane. Secondo il segretario alla guerra, il racconto delle munizioni agli sgoccioli è stato esagerato. Gli Stati Uniti hanno ciò che serve per portare avanti le operazioni in corso. Il meccanismo è sempre lo stesso. Prima si annuncia il collasso, poi arrivano i fatti. Anche il generale Dan Kane usa toni misurati, ma conferma che le forze americane dispongono delle munizioni sufficienti per i compiti attuali. Resta un nodo vero: la capacità industriale dell'Occidente di rigenerare arsenali nel medio periodo davanti a Cina e Iran. Niente panico, ma nemmeno leggerezza. L'amministrazione Trump guarda alla forza, alla produzione, alla prontezza. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Energia troppo cara. Fabbriche italiane sotto pressione. Il rimbalzo c'è, ma non basta. La produzione industriale italiana a marzo è salita dello 0,7% su febbraio e dell'1,5% su base annua. Una buona notizia, certo, ma guai a trasformarla nell'ennesima carezza statistica mentre le fabbriche fanno i conti con energia cara e concorrenza internazionale. Sul sussidiario.net Guido Gentili lo dice senza giri di parole: non basta. Il caso Electrolux, con 1700 esuberi negli stabilimenti italiani, è il campanello d'allarme che non si spegne con un comunicato. Se produrre in Italia costa troppo, le multinazionali vanno dove energia e regole sono più convenienti. Non è cinismo, è mercato. L'Italia produttiva vive di energia sostenibile, infrastrutture, credito e meno burocrazia europea. Gentili avverte: bisogna passare dalle parole ai fatti sugli ETS. Mentre Trump difende gli interessi industriali americani, l'Europa rischia di restare spettatrice. E l'Italia deve smettere di pagare il conto più salato. Russia-Ucraina, una guerra stanca. Kiev e Mosca, il doppio logoramento. Le guerre non finiscono con gli slogan. Finiscono quando i costi diventano troppo alti e i fronti interni scricchiolano. È la lettura di Stefano Caprio sul sussidiario.net. Guerra russo-ucraina al punto del doppio logoramento. A Kiev pesano le inchieste sulla corruzione. L'accusa di riciclaggio all'ex braccio destro di Zelensky, Andriy Yermak, riapre un nervo scoperto. A Mosca pesano crisi economica, blocchi di internet, elezioni di settembre e stanchezza sociale. Caprio indica una situazione che potrebbe portare alla fine del conflitto per stanchezza reciproca. Putin non evoca trattative per bontà, ma perché anche il Cremlino sente il peso della guerra. L'interesse italiano ed europeo è evitare una guerra permanente e fuori controllo. I tavoli veri passano ancora da Washington. Se una trattativa si apre, gli Stati Uniti restano il perno. Forza, deterrenza, negoziato. E con quest'ultima notizia si conclude anche oggi l'appuntamento con il TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. A domani, alla stessa ora. A presto. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato